L'ospedale civile di Venezia non ha avuto una decurtazione di servizi, infatti rimangono i posti letto, le specialità, le apicalità, e quindi credo che i veneziani sotto questo punto di vista possano e devono stare tranquilli, proprio perché ci sono anche delle eccellenze all'interno, ricordiamolo, del civile di Venezia. L'assessore regionale alla sanità rassicura così i veneziani dopo la mobilitazione dei giorni scorsi. Questa mattina è iniziata in commissione a Palazzo Ferrofini la discussione sulle schede sanitarie regionali. L'assessore, intervenuta in commissione insieme al direttore della pianificazione sanitaria veneta Domenico Mantoan, ha confermato tra i vari punti l'impegno a non depotenziare l'ospedale dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia. Abbiamo già anche intavolato un discorso col sottosegretario Coletto proprio per far sì di cercare di trovare una corsia per Venezia, visto che siamo anche in fase di discussione del nuovo patto della salute a livello nazionale. Il declassamento previsto dalle schede da ospedale di rete a ospedale di base dipende dalle nuove normative a livello nazionale imposte per la città al di sotto degli 80.000 abitanti. È chiaro che adesso inizierà la discussione, le audizioni, io ho già sentito anche l'amministrazione comunale di Venezia ed è in corso insomma questa discussione, ma soprattutto abbiamo avanzato questa richiesta. Per la fine delle schede vedremo un attimo cosa si riesce a fare. Novità in vista anche per risolvere il problema della mancanza di medici in corsia. Abbiamo fatto la delibera, qualcuno ha detto delibera estrema, quella legata a richiamare i medici in pensione, proprio in casi estremi. Mentre per il resto noi abbiamo tutto un pacchetto di iniziative inserite nel pacchetto autonomia e nel piano sociosanitario, adesso cercheremo di attuare questo pacchetto di iniziative, tra cui anche quello di poter assumere gli specializzandi in corsia fin dal penultimo ultimo anno. Su questo stiamo parlando sempre con il Governo e con il Ministero della Salute. L'assessore elenca i punti di forza del nuovo piano regionale per la sanità. I punti qualificanti di questo piano sono sicuramente una maggiore distribuzione dei posti letto nelle aree più fragili, più nevralgiche, dove c'è più necessità, quindi pensiamo all'area medica, quindi geriatria piuttosto che medicina, una diminuzione contestuale sulle aree di materno-infantile, ostetricia e chirurgia, poi c'è un potenziamento dell'area sicuramente riabilitativa con anche l'individuazione in ogni azienda di un presidio riabilitativo territoriale. La prossima settimana al via le audizioni.